Nei mesi precedenti sono terminate tutte le lavorazioni delle fondazioni profonde e in questa zona del cantiere sono già state portate avanti notevolmente le opere in cemento armato. Praticamente siamo pronti nei prossimi mesi a continuare con la posa degli apparecchi d'appoggio e poi con l'impalcato. Le pile sono a una distanza di 17 metri e mezzo in asse, quindi lo sviluppo totale del ponte sarà 105 metri. Non è una dimensione enorme, però c'è da tenere presente che non è banale, in quanto, come potete vedere, perché si intravede già lo sviluppo di quello che sarà la geometria della sede stradale, abbiamo una curva e una controcurva. In più abbiamo un dosso, saliamo per superare la ferrovia e poi scendiamo. Queste curve sono tutte diverse da punto a punto, sono state studiate in maniera tale da rendere il più possibile confortevole poi la viabilità. Ogni punto ha una curvatura diversa e quindi le travi che verranno realizzate saranno fatte su misura. Sono travi in acciaio con lamiere medio spesse, saldate in officina e poi trasportate in cantiere. Successivamente saranno imbullonate e poste in opera. Adesso ci siamo spostati nella zona a ponente del raccordo ferroviario. In questa zona, come vedete alle mie spalle, stanno realizzando le armature delle strutture della rampa. La rampa avrà una lunghezza di circa 100 metri, parte a livello stradale e si innalza fino a raggiungere l'impalcato metallico. Verrà realizzata con dei varchi in maniera tale da utilizzare anche gli spazi al di sotto di questa rampa dove è possibile come parcheggi. Contemporaneamente nella zona di cantiere dove verrà realizzata la rotatoria ci sono altre lavorazioni. La zona è piuttosto ampia, quindi ci sono contemporaneamente in questo momento lavorazioni di scavo, lavorazioni di predisposizione degli impianti per quanto riguarda i cavidotti degli impianti di illuminazione e lo smaltimento delle acque bianche e anche già dei lavori di rilevato.